Fovermeri, Fabres dei Greppi, Florenza Club, Forever, Frenesia Joe, Fuentes Cage Horse in prima fila, Fabia Pompea Bond, Freya SL, Fantastica Fass, Felicity AV e Frank BF in seconda. Favori nettissimi per Frenesia Joe, mentre sbaglia Fabres dei Greppi. E per il comando subito alle prese numero 2 Fabres dei Greppi squalificato, Fiorenza Cla e Frenesia Joe che si accoda subito in scia. numero 4 Forever squalificato. Così, squalifica intanto coglie Forever e Fiorenza Cla conduce su Frenesia Joe. Poi in terza posizione lungo la corda c'è Fovermeri, all'esterno è Fuentes Cage Horse, 400 metri iniziali in 34 da parte di Fiorenza Cla, che conduce mantenendosi all'esterno Fuentes Cage, nella cui scia agisce Fantastica Fass. 600 in 46,2, schema tattico immutato davanti alle tribune con diverse pariglie che si formano sul ritmo abbastanza tranquillo imposto da Fiorenza Cla, che completa un mezzo miglio iniziale in 1-1 Forever squalificato. Seconda posizione per la favorita Frenesia Joe che precede Fovermeri, mentre seconda corsia esterna c'è Fantastica Fass. E il chilometro intanto se ne va in 1:16,5 con tentativo in terza e quarta ruota da parte di Fantastica Fass e Felicity AV. Forever A questo punto squalificato. accelera Fiorenza Cla che arriva al paletto dei 400 finali con un parziale in 14,4, rimane in terza ruota Fantastica Fass che sospinge nuovamente Fuentes Cage Horse sulla battistrada, a contatto è sempre Frenesia Joe che opterà per l'open stretch, ma intanto allunga Fiorenza Cla, ci prova Frenesia Joe, ma Fiorenza Cla buon vantaggio da far valere sul palo e Fiorenza Cla che vince nei confronti di Frenesia Joe. Al terzo un ottimo Fuentes Cage Horse che se la fa tutta scoperta, 1:14,9 il ragguaglio conclusivo con 29,6 a chiudere, da seguire per la prossima sicuramente Fuentes Cage Horse che corre alla grande, tutta strada scoperta all'esterno in 2 minuti, ma la vittoria non sfugge a Fiorenza Cla ed Edoardo Baldi che raddoppiano così in giornata. Fiorenza Cla per il training dello stesso Edoardo Baldi e della scuderia 30,40, percorso di testa impeccabile. Andiamo a rivedere le ultime battute. Numero 3 di Fiorenza Cla che allunga bene in arrivo, si sottrae nettamente a Frenesia Joe che può essere soltanto seconda, al terzo e ancora Fuentes Cage Horse.